In questa serata speciale di presentazione della Web Giusteco abbiamo il piacere di conoscere Tio. Se ci vuoi spiegare il tuo ruolo e come ti stai trovando nei primi giorni a Cividale. Allora, intanto ringrazio tutte le persone che sono venute qua questa sera, mi sono trovato molto bene, mi hanno accolto, hanno cercato di capire che tipo di persona fossi, i miei interessi, il che non è molto scontato venendo da fuori. Il mio ruolo in questa squadra è migliorare e mettere a disposizione le mie armi, a disposizione del coach e della tifoseria affinché possiamo raggiungere i nostri obiettivi, di vincere più partite possibili, ma rimanendo comunque intatti e integri come squadra, perché anche in base alla mentalità che ho capito qua, la famiglia è una cosa molto importante qua e anch'io penso che la famiglia abbia lo straordinario dono di rendere i momenti difficili meno difficili, perché li si affronta tutti insieme. Quindi spero di potermi far conoscere meglio dalle persone, che mi conoscano per quello che sono e con il mio gioco e che lo apprezzino, che ci siano più partite vinte, più momenti di gioia che di tristezza, ma penso che sia per tutti, la palla è rotonda, tutti vogliono vincere, quindi dobbiamo cercare di dare qualcosa in più, ma sono contento e credo che questa squadra, questa città abbia quel qualcosa in più. Ultimamente hai avuto la possibilità anche di assaggiare un po' la nazionale e hai avuto delle esperienze, sei stato chiamato in nazionale. Ci puoi raccontare cosa vuol dire anche giocare per la nazionale? Giocare per la nazionale non riguarda più una questione di squadra o di città, ma di nazione, ovvero tutta l'Italia praticamente. Una sensazione di orgoglio, in primis per la mia famiglia, e in secondo modo anche per la città che vado a rappresentare durante la stagione, perché non tutti i giocatori vengono selezionati e quelli che vengono selezionati vuol dire che hanno delle doti e delle caratteristiche che sono speciali, diciamo così. Ho imparato la disciplina, che non è una cosa scontata, ovvero meglio fare poco costantemente che fare tanto ed essere altalenanti. L'importanza della mentalità, di rimanere sempre concentrati, di mettersi nelle condizioni giuste per poter performare nel migliore dei modi. È stata un'esperienza molto interessante, ma che spero non sia, e sono convinto che non sarà l'ultima, ma l'inizio di una cosa, di un cammino molto bello, molto interessante, e spero che questa città potrà affrontare questo cammino con me per un pezzo, se non di più, e basta. Dal punto di vista del ruolo in campo, qual è la tua posizione preferita? Adesso gioco come un 4, io mi adeguo, non mi piacciono i ruoli, non mi identifico in nessuno dei ruoli, semplicemente mi adatto, mi piace fare quello di cui c'è bisogno, quindi qualora ci fosse bisogno di una difesa in più, io sono la persona giusta, sono qua per questo. Dalle prime parole che abbiamo scambiato insieme a te abbiamo scoperto anche che oltre al basket hai anche una serietà per quanto riguarda lo studio, perché stai affrontando anche l'università. Ce ne vuoi parlare? Sì, lo studio è stato sempre una cosa importante per la mia famiglia. Ho ripreso a studiare all'università grazie alla spinta di mia madre, figura portante per quanto riguarda l'istruzione, ma penso un po' per tutti, e che riguardi un po' tutte le madri. Mi rendo conto che è molto più difficile per uno sportivo, visto anche gli impegni settimanali a livello di campionato, mettendoci anche la nazionale nell'ultimo periodo, però penso che sia comunque importante pensare al dopo il basket, al cosa si possa fare o che tipo di persona si voglia essere. Quello che mi interessa è poter aiutare le persone, quindi sto cercando di impegnarmi anche sotto il punto di vista accademico, come ho detto prima, con la costanza invece della produttività continua, visto che le mie energie sono tutte a disposizione del coach del basket. Niente, spero di potermi laureare e di poter fare grandi cose anche sotto quel punto di vista. Ti auguriamo il meglio in entrambe le carriere e ti diamo il benvenuto a Cividale. Grazie mille, grazie a tutti, buona serata.